Ecco, però purtroppo abbiamo avuto in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, un numero di suicidi impressionante, e non erano per ragioni sentimentali ai noi, ma erano per ragioni economiche, perché le persone non erano più in grado di mandare avanti la loro attività, o si sono trovati improvvisamente senza lavoro, messi all'angolo da una politica delle banche a dir poco vergognosa, perché nonostante gli aiuti di 500 miliardi che sono stati dati dalla Banca Centrale Europea alle banche degli singoli stati, a un tasso particolarmente vantaggioso dell'1%, io non ho visto e non ho sentito tra i vari operatori nel mondo dell'impresa che ci sia stato un beneficio. Non che c'è, quei soldi non sono stati messi sul mercato. Bravissimo. Sono serviti a sistemare i problemi delle Bravissimo. E allora la politica, aziende. questo che si chiama governo tecnico, che cosa ha fatto per controllare questo flusso di denari? Guarda, io ho apprezzato moltissimo un'intervista rilasciata dalla procuratore della Repubblica di Belluno, dottor La Bozzetta, a commento del blitz della Guardia di Finanza su Cortina. Lui ha detto: sì, è giusto combattere quel tipo di evasione, ma attenzione che ci sono delle banche, ha fatto nomi delle banche, che hanno investito in consulenze, in studi sull'argomento dell'elusione 2 miliardi di euro per risparmiarne 8. Concordia, nuove accuse.